del cielo. Indietro non tornerò, perché in te ho trovato la... Buonasera, eccoci insieme allora con questo studio di koinonia che appunto, per chi ci seguisse per la prima volta, voglio dire che è uno studio in cui assieme elaboriamo alcune riflessioni su passi biblici neo e veterotestamentari. Questa sera, come abbiamo già cominciato nei venerdì precedenti, stiamo facendo uno studio su Colossesi e siamo arrivati al capitolo 3. Leggeremo questa sera i primi 17 versetti del capitolo numero 3 di Colossesi e ci riserviamo la prossima volta, venerdì prossimo, per i versetti successivi che sono dal 18 se vogliamo essere precisi, al 25. Questi versetti che analizziamo questa sera ci faranno comprendere come coloro che credono in Gesù come Salvatore, non coloro che credono in Gesù perché è un personaggio storico vissuto, ma coloro che sentono in un certo senso, mi permettete questa parola, di appartenere a Gesù perché hanno chiesto perdono dei peccati. Attenzione, bisogna chiedere il perdono dei peccati. Tutti hanno peccato, tutti devono chiedere perdono dei peccati. Chi ha fatto questo passo di aver chiesto perdono dei peccati, chi ha fatto questo passo di chiedere a Gesù che gli dia la luce per comprendere queste cose che sono abbastanza difficili e quindi la vita eterna, chi ha compreso questa appartenenza a Gesù, che non è un'appartenenza come se fosse un club sportivo, come se fosse un circolo culturale, ma che è un'appartenenza molto interiore che va studiata giorno per giorno. Chi ha fatto questo passo è, pensate un po' che cosa è, risuscitato con Cristo. E questo passo che leggeremo sarà relativo a tutta questa resurrezione con Cristo, che implica, come ho suggerito nei testi di titolo, risuscitati con Cristo, un modo di fare diverso. Il risuscitato con Cristo non si comporta come tutti gli altri, si comporta in modo diverso, vedremo in che modo, perché il risuscitato con Cristo continua ad andare al ristorante a mangiare con la moglie, con i figli, continua ad andare a vedere le gare sportive, continua ad andare al supermercato a fare la spesa, continua come prima, ma ha un modo interiore di vivere diverso, che deve testimoniare con precisi comportamenti. Li vedremo quali. E cominciamo il nostro stare insieme con una preghiera, perché il risuscitato con Cristo deve innanzitutto cominciare a pregare e a lodare Dio per quello che Dio sta dandole, se donna. Allora io vi voglio condurre una preghiera. Signore che sei nei cieli, Padre celeste, Principe della pace, tu che sei tutte queste cose e altre ancora, noi ti lodiamo noi che umilmente, peccatori incompleti, ti abbiamo chiesto di essere giustificati da te. Ti preghiamo perché noi siamo risuscitati con te, Signore. Ti lodiamo, Signore, perché tu sei morto, sei risuscitato. Tu non sei soltanto un bambino in una culla, sei anche quello stato nella storia, un bambino nella culla. I magi, Signore, hanno
benedetto il tuo nome, e ti hanno adorato, Signore Gesù Cristo. Gli angeli hanno detto, gloria a Dio negli alti cieli. I pastori hanno detto, gloria a Dio. È nato il Salvatore. La buona novella è stata diffusa 2000 anni fa, ma tu non sei solo quello. Sei colui che ha fatto camminare gli storpi, ha fatto vedere i ciechi, ha fatto parlare i muti, ha fatto ascoltare i sordi. E molti di noi, Signore, sono stati sordi, ciechi e muti. Spiritualmente tu li hai fatti ascoltare, parlare, vedere. Io sono stato un sordo, Signore, al tuo messaggio. Loda a te che hai aperto le mie orecchie. Io ero un cieco. Loda a te che mi hai fatto vedere, Signore. Però tu non sei soltanto quello che fa vedere i ciechi, che fa parlare i muti, che fa ascoltare i sordi, ma tu sei anche colui che è morto sulla croce. Ma non è finita lì, tu sei risorto, Signore. Lode a te, Signore. Alleluia, perché tu sei risorto, tu sei salito al cielo. E dopo tutto questo hai mandato il tuo Spirito affinché chiunque crede in te possa avere lo Spirito e avere la vita eterna. E possa essere, come leggeremo stasera, risuscitato in te. Noi che siamo morti al peccato, non siamo morti fisicamente, siamo morti al peccato. Noi siamo stati da te risuscitati, Signore. Lode a te, Signore. Non è per i nostri meriti, Signore. Non è per le nostre capacità intellettuali, Signore. Non è per questo. Lode a te, Signore. Ti preghiamo. Se qualcuno ancora non ti conosce, di coloro che stanno seguendo online, se qualcuno ancora non ha capito cosa vuol dire risuscitati in Cristo, Signore, fai risuscitare anche lui, anche lei. Te lo preghiamo, Signore, consegnandoti questo tempo di preghiera e di studio. Te lo preghiamo nel nome completo, assoluto di Gesù Cristo. Amen. Ecco dunque risuscitati con Cristo con un nuovo modo di fare per testimoniare che sono veramente risuscitati. Vedremo quale. Capitolo 3 dunque di Colossesi, i primi 17 versetti. Vedo problemi nell'etere, ma riusciremo. Ok, lo vedo solo io? Bene, non importa. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. E così camminaste un tempo anche voi quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza e a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circonciso o incirconciso, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti, di misericordia, di benevolenza, di umiltà,
di mansuetudine e di pazienza, sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Amen. Fin qui la parola di Dio. Ecco dunque che la prima cosa che viene detta è questa congiunzione, se. Se, ammesso e non concesso che, se è andata veramente così, che siete stati resuscitati con Cristo, e dunque cercate le cose di lassù. Paradosso, spesso si dice che la fede cristiana è consistente in paradossi, sembrano quasi delle contraddizioni, perché la parola spesso ci dice che dobbiamo raggiungere il mondo e dobbiamo lasciare il mondo. Come si spiega questo paradosso, questa contraddizione? I riscattati in Cristo, voglio leggervi il capitolo numero 17 di Giovanni, soltanto nel versetto numero 18. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Allora noi abbiamo l'ordine di andare nel mondo, non di lasciare il mondo, però nello stesso tempo andate a fare i miei discepoli, battezzandoli, è scritto ancora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un privilegio, quello di andare nel mondo, è una responsabilità. E la responsabilità nasce anche nel momento in cui ci rendiamo conto che questo andare nel mondo significa anche abbandonarlo. Ed ecco il paradosso, perché siamo cittadini del cielo, come dice Efesini al capitolo 2, al versetto 6. Dunque qui in questa terra noi siamo forestieri e pellegrini. Anche noi che vi parliamo da Udine, che siamo nati a Udine e siamo vissuti a Udine questi nostri 60 o più, non importa, anni della nostra vita, siamo in un certo senso dei pellegrini e siamo dei forestieri. Questo lo dice Pietro nella sua prima lettera, capitolo 2, al versetto 11. Il rinnovamento della nostra mente, di cui parla Giovanni 12,2, ci permette una cittadinanza che è al di fuori della nostra cittadinanza normale, la cittadinanza istituzionale, diciamo. Dal momento in cui siamo nati di nuovo, convertiti a Cristo, dal momento in cui abbiamo chiesto perdono dei peccati, ecco, abbiamo una sorta di passaporto nuovo, superata l'aridità spirituale di molti dei nostri concittadini che sono indifferenti. Noi siamo diventati cittadini e siamo concittadini tra noi che abbiamo vissuto questa esperienza. Non siamo concittadini politici, perché io, se mi guardo anche qui all'interno, trovo dei cittadini italiani di altre regioni, trovo dei cittadini dell'Ucraina, dei cittadini francesi di origine italiana e dei cittadini albanesi. Pensate un po', la nostra comunità, venite a visitarci, via Croazia 14, Udine, è una comunità che vive questa multiculturalità. Molto spesso si parla di multiculturalità e noi della Chiesa Cristiana Evangelica di Udine, oggi in via Croazia, abbiamo vissuto
fin dal 1986 questa multiculturalità, convivendo con gente degli Stati Uniti d'America, della Polonia, della Romania e via dicendo. Abbiamo vissuto qui all'interno un'esperienza formidabile con 27-28 nazioni, una volta le avevo anche annotate, un giorno lo dirò ancora. La multiculturalità però ha un filo rosso che ci unisce tutti. Siamo cittadini del Regno, siamo risuscitati con Cristo. E allora ecco che possiamo godere di questa cittadinanza che condividiamo spirituale. Perché? Appunto, come dicevo, perché siamo, come dice la parola, non dicevo io, perché siamo risuscitati con Cristo. Come Lui è risorto, anche noi. Allora dunque vuol dire che prima eravamo morti? E possiamo interrogarci in questo senso anche con Galati 2,20. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non sono più quello che vivevo, ma crocifisso con Cristo, nella fede di Dio che mi ha amato e che ha dato se stesso per me, vivo l'unione con il Signore. Osservate l'unione tra il credente e il Signore, nella morte e nella vita. Non è soltanto un battesimo in acqua, che potrebbe essere anche qualcosa di estremamente formale. Non lo è. Il battesimo è un comandamento di Dio. Tutti coloro che credono in Gesù Cristo devono battezzarsi da adulti, non da bambini, perché i bambini non capiscono. E se non capiscono, come fanno a essere uniti con Dio? Ma il battesimo è qualcosa di più intenso ancora. È un'unità divina, un'eternità che fin d'ora ci rende risorti e protagonisti di una nuova vita. Dunque vita coerente. Dunque vita coerente. Romani 6, dal versetto 11 al versetto 18, vi voglio far vedere che tutte le passioni peccaminose devono essere controllate e vinte da Cristo. Rimando a questa lettura, senza che la andiamo a cercare con la regia, rimando a questa lettura con la quale possiamo anche andare avanti dopo, eventualmente nella discussione che segue. Tutte le passioni peccaminose devono essere controllate. E noi peccatori continuiamo a essere, ma non possiamo peccare e soprattutto dobbiamo cercare le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Quelle dobbiamo cercare, non quelle di questa terra. Cercate, provate a pensare alla voce verbale cercate, che cosa vi dice? È una ricerca continuativa. C'è uno dei canti più celebri del mondo cristiano che dice: cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato per di più. C'è una preoccupazione continuativa. I credenti manifestano la gloria di Dio vivendo nei luoghi celesti, cercando, orientandosi verso i luoghi celesti. Lì c'è Cristo che, come definisce in una pubblicazione MacArthur, è una bussola, pensate un po', come quelle che si usano per ritrovare i punti cardinali. È verso di te che guardo, dunque. C'è questa tensione verso di Lui che rinnova le menti, anche questo è verso di te che guardo, è un canto del cristiano. In te posso camminare, in te non sto mai fermo, perché in te cammino. E quindi il rinnovamento delle menti è un rinnovamento continuo, è un atto dinamico, non è un atto statico. Essere seduti con Cristo nei luoghi celesti, anche se in un certo senso è una certezza, e anche senza un certo senso è una certezza, però è un atto dinamico. E questo
sguardo all'alto e questa resurrezione deve essere vissuta con umiltà, deve essere vissuta con sacrificio e deve essere vissuta, come dicevo, come certezza, perché Cristo è là, seduto alla destra del Padre. Ascoltate il Salmo 110, versetto 1. Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra. Anche una celebre dichiarazione di Cristo. Com'è possibile che il Signore, dice Gesù ai farisei e agli scribi, abbia detto al mio Signore? Chi è allora questo Signore? Chi è che deve essere seduto? Il Signore ha detto a Cristo, siedi alla mia destra. A chi lo accusava e anche nel corso del processo del venerdì precedente alla Pasqua, della notte tra giovedì e venerdì precedente alla Pasqua, appunto, il Signore, come testimonia Luca al versetto 69 del capitolo numero 22, dice: da ora in avanti il Figlio dell'uomo sarà seduto alla destra nella potenza di Dio. Vedete, lo rileggiamo, da ora in avanti il Figlio dell'uomo sarà seduto alla destra nella potenza di Dio, Luca 22, 69. Anche in Atti Pietro alle Pentecoste dice che Cristo è stato innalzato. Anche Stefano di fronte al suo martirio afferma questa eternità di Dio che siede alla destra di Gesù Cristo, che siede alla destra del Padre. Così in Efesini e Ebrei, in Prima Pietro troviamo che gli angeli gli sono sottoposti. La pena del peccato è la morte, Cristo è morto per noi e anche noi siamo morti. Il mondo non ci conosce e dunque siamo nascosti nel proseguo del racconto. E allora prendiamoli per ordine questi ragionamenti. La pena del peccato implica la morte. Ecco perché abbiamo bisogno di risorgere, perché abbiamo bisogno di sconfiggere il peccato e di uscire dalla dinamica del peccato ed entrare nella dinamica del Cristo risorto che siede alla destra del Padre. Anche noi dunque siamo morti e lui ci conosce, anche se noi qualche volta siamo nascosti, perché le persone, scusate, non vedono ciò che i credenti sono, li vedono nella normalità, nella quotidianità. E però nascosti non significa soltanto che gli altri non si vedono, non si accorgono di noi. Eventualmente ci possono dire che siamo un po' strani per queste idee della fede assoluta in Cristo risorto. È vero, è capitato anche a voi di sentirvi dichiarare strani, ma è un tipo strano, strane idee, no? Ma essere nascosti significa anche essere protetti. E il Signore ci protegge, come testimonia Giovanni al capitolo 10, al versetto 28, non periranno mai e nessuno potrà rapirli dalla mia mano. Non periranno mai. Perché erano morti al peccato, adesso sono risorti, non possono morire più. Viene in mente veramente quel canto che è soprattutto un versetto biblico, perché non è un canto soltanto, non è un inno, ma è un versetto della parola, Romani 8,31, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? C'è anche una rivelazione. Quando Cristo si sarà manifestato, allora saremo anche noi manifestati, come dice seconda Timoteo, al capitolo 2, versetto 19. Il Signore conosce quelli che sono suoi. Quando trovate Cristo, è la vita nostra. Pensate, la vita, non solo che Lui che dà la vita. Quando voi trovate Cristo, non trovate soltanto colui che dà la vita, ma trovate la vita. Dunque la vita è il contrario della morte. Fate quindi morire la morte del peccato. E che cos'è la morte? La morte è fornicazione, impurità, desideri cattivi, cupidigia. Fornicazione, sessualità fuori dal matrimonio. Siamo poco moderni, mi dispiace,
La sessualità fuori dal matrimonio è condannata dalla parola di Dio. Impurità. E qui bisogna anche intenderla come desiderio, tant'è vero che impurità si incrocia con desideri cattivi. Si può anche essere con il pensiero fornicatori, adulteri. La cupidigia, la quarta voce. La morte è fornicazione, impurità, desideri cattivi, cupidigia. La volontà di possedere qualcosa è una sorta di idolatria, è una mancanza di fede e di amore verso Dio. E per questa mancanza di fede e di amore verso Dio, l'ira di Dio si riversa sui peccatori. Altra cosa poco di moda. L'ira di Dio castiga il peccatore. Non c'è rimedio se non la richiesta di perdono, la riconciliazione. La riconciliazione azzera il tuo peccato, ma non puoi dire di avere ragione. Se voi siete già riconciliati, però, dice l'Apostolo, passaggio successivo, ricordate che camminavate in questi peccati. E allora vedete di non ricadere. Vigiliamo nel campo della sessualità distorta, per esempio. Stiamo attenti al mondo internet che offre molte sollecitazioni. Dobbiamo assolutamente indurre i nostri figli a chiudere certe porte. Dobbiamo aiutarli vigilando, ma dobbiamo anche indurre i figli a farlo da soli. Perché io come genitore non posso continuamente controllare, non riesco a entrare continuamente di soppiato o improvvisamente nella porta della camera dove mio figlio sta studiando. Facciamo finta che faccia la terza media, non è il caso mio, facciamo finta che faccia la quinta elementare, la prima superiore, non importa. Non posso vigilare continuamente, lo devo educare che la porta la deve chiudere lui. Evidentemente è un compito difficile, ma coloro che sono rinati in Cristo, che sono risorti, debbono trovarsi di fronte anche a delle condizioni difficili. Devi indurre, insomma, tuo figlio a controllare se stesso. E indurre il figlio a capire che lui potrà ingannarti, ma non potrà ingannare Dio. Noi insegnanti viviamo, a questo punto per me è al passato, siamo vissuti in mezzo agli inganni, perché soprattutto i ragazzi più grandi ti guardano e fanno un cenno sì con breve segno del capo e sembra che ti seguano, stanno pensando agli affari loro. Mi hanno ingannato, io sono tutto contento che parlo, che ne so io, di Dante, Petrarca, Foscolo, quello che volete, e loro stanno pensando ai fatti loro. Però mi guardano come dire, ma che bravo che sei, e me lo dicono magari anche ogni tanto. Non riusciranno a ingannare l'esaminatore quando farà le domande. Non riuscirete, ragazzi, a ingannare Dio con le vostre condotte. Hai ricevuto la ricchezza da Dio. Immagina un ricco che butta tutto per tornare a vivere nella miseria. Siamo morti a peccati, al peccato, Romani 6,2. Come vivremmo ancora in esso? No, di certo, noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? Come facciamo? Assieme a questi rischi, guardate anche 5 categorie di rischio. Ira, collera, malignità, calunnia, parole oscene. Ira, profondità di rabbia nei confronti di qualcuno. Collera, improvvisa che scoppia, che non la puoi controllare. Malignità, discorsi cattivi, subdoli. Calunnia, dire il male di colui che abbiamo preso di mira, non è vero, ma noi diciamo male di lui. Parole oscene. Attenzione al linguaggio. Matteo 12,36. Di ogni parola
oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio di ogni parola che non è adeguata. E però c'è un modo di dire che è questo. Modo di dire, esclamare, l'esclamazione più comune prende di mezzo la realtà sessuale. E su questi linguaggi dobbiamo essere estremamente controllati. E c'è anche un'altra voce, non mentire agli altri. Non mentire agli ordini è un ordine della parola. E da questo dovremmo dire veramente tagliata la testa al toro, non si discute più. Però facciamo anche un ragionamento. Perché devo nascondermi le mie debolezze? E io, rispettando la parola di Dio prima al posto, faccio quello che voglio. Non devo dire le bugie. Non c'è la Nutella, perché non voglio che mio figlio di 2 anni, se ne avessi uno, mangi troppa Nutella. La voglio mangiare io? No, perché non voglio che mangi la Nutella. E allora dico che non c'è la Nutella. No, la Nutella c'è, tu non la mangi. Grazie, basta. Perché devo mentire? Perché devo avere questa debolezza? Non posso avere io delle mie idee? E la menzogna è anche mancanza di rispetto per gli altri. Perché se io dico a te che non ho potuto venire a casa tua perché avevo mal di testa, io ti manco di rispetto. Io non ho potuto venire a casa tua perché, scusa, non c'avevo voglia di muovere quella macchina, che già mi scoccia abbastanza per girare in città. Figurati se voglio venire fino a Talmassons. Non mi devi dire che non hai potuto. Dimmi la verità, rispettami. E quindi tutto questo rientra anche nella logica del rispetto verso gli altri che noi dobbiamo. La menzogna è imitazione di Satana. Satana è il mentitore per eccellenza. Facciamo morire il peccato. Vi dico una cosa che ho trovato sempre nel pensatore MacArthur. Facciamo morire di fame il peccato. Spogliati dell'uomo vecchio, vi siete rivestiti del nuovo, immagine del creatore, greco, giudeo, circonciso, non circonciso, schiavo, barbaro, libero, sciita, albanese, friulano, romeno, siciliano. Qui non c'è nessuno. Siamo tutto in Cristo, perché Cristo è tutto in tutti. Allora, fuori il peccato, sostituzione del quintetto della squadra di pallacanestro che era composta da ira, collera, malignità, calunnia e parole oscene. Fuori questo quintetto, facciamo illustrare altri 5 giocatori. E questi 5 giocatori, questo nuovo quintetto si chiama misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine, pazienza. Mi piace da morire l'esempio cestistico, scusate. Facciamo entrare la misericordia, la benevolenza, l'umiltà, la mansuetudine e la pazienza. Il campo è cambiato, i giocatori sono diversi. Il perdono reciproco. Dio ti ha perdonato, ma se tu non hai perdonato di cuore, la benedizione è su di te, ti chiedo, abbonderà o no? Tu hai la risposta. Rivestirsi dell'amore, riconoscenza, grazie a Dio della salvezza. Bisogna essere riconoscenti, perché la pace di Cristo, quella che ci ha portato adesso un solo corpo con Lui, è una pace che deve essere riconosciuta. E noi dobbiamo dirgli, veramente dovremmo dirgli 24 ore al giorno, grazie Signore, perché mi fai abitare in luoghi celesti con te, perché mi hai fatto risorgere con te. La parola abiti in voi, istruitevi gli uni gli altri
esortatevi gli uni gli altri, cantate. Il culto, ma anche del tuo cuore. Nell'ambito cristiano evangelico ci si stimola gli uni gli altri a cantare, ma si canta anche dentro il cuore. E allora istruitevi, esortatevi e cantatevi, salmi e digni, ogni cosa sia fatta nel nome del Signore. Osservate questa enfasi data alla cultura del ringraziamento. Ringraziare nel nome di Gesù il Padre e fare ogni cosa con grande diligenza e impegno, perché noi quando facciamo qualcosa dobbiamo pensare che lo facciamo nel nome di Gesù, anche quando facciamo qualche cosa che è inerente al nostro lavoro, al nostro impegno, magari quotidiano, il nostro studio, il nostro lavoro proprio domestico. Qualunque cosa facciate, in parole e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore. Difficile, eh? Io, nel nome tuo, Signore, sto facendo un piccolissimo lavoro. Voglio farlo nel nome tuo. Ringraziando Dio, Padre, per mezzo di Lui. E ripeto, osservate l'enfasi data a questa cultura del ringraziamento, che è una cultura, proprio un modo di essere, un modo di vivere. Il ringraziamento di solito non abbonda tantissimo nella bocca dei cristiani, non sempre. Abbondano le richieste. Signore, fammi questo. Signore, dammi questo. Signore, ti prego per... E che sono più che legittime queste preghiere. Signore, dammi, fammi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Però, prima di dire dacci oggi il nostro pane quotidiano, il Signore che insegna agli apostoli a pregare dice sia santificato il tuo nome, che sta per lode a te e grazie a te, perché è grazie a te che io posso chiederti le cose, perché grazie a te io posso pensare alle cose di cui ho bisogno. Insomma, ancora una volta, Colossesi, come tutti gli altri passi della scrittura, sono un'esortazione, sono un nutrimento affinché l'uomo di Dio sia completo, come abbiamo detto domenica scorsa, sia completo in ogni cosa. La completezza viene dalla parola. E soltanto verificando giorno per giorno lo studio analitico della parola, che non vuol dire che dobbiamo fare 10 ore al giorno lettura della Bibbia, ma vuol dire che dobbiamo leggere la Bibbia in tempi che noi stabiliremo, ma soltanto il rapporto continuo ci permette di essere veramente risuscitati con Cristo, non soltanto di nome ma anche di fatto, e ci permette di cercare le cose di lassù, perché noi dobbiamo cercare le cose di lassù in questo modo. Ho alcune domande a seguire che facciamo nell'ambito della nostra riunione, alla quale invitiamo tutti ad iscriversi se non lo sono. Voglio anticiparvi le domande che sono consapevoli di essere risuscitato o no? Com'è avvenuta la tua remissione dei peccati? La terza domanda che vorrei farvi è: come si può dire che Cristo è tutto in tutti? Che modo di parlare è questo, è vero? E la quarta domanda è: hai davvero perdonato chi ti ha offeso? Su queste 4 domande ci soffermiamo dopo nella riflessione a seguire. Chiudiamo questo incontro serale per chi non sarà online più con noi più tardi, con una preghiera al Signore Gesù. Lode a te, Signore. Lode a te per noi che siamo stati risuscitati con Cristo. Aiutaci a cercare le cose di lassù, Signore, perché noi siamo più inclini a cercare le cose di qua giù.
che quelli lassù. Lode a te, Signore, Gesù Cristo, perché tu sei seduto alla destra di Dio. Lode a te. Lode a te, Signore, perché tu sei la vita mia. Lode a te, Signore, perché tu ti sei manifestato e ti manifesterai ancora maggiormente quando ritornerai. E qualunque cosa faccia, Signore, io vorrei farla in pensieri, parole e opere. Vorrei farla nel nome di Gesù Cristo. Aiutami a rispettare questo progetto, Signore, anche per il prossimo anno che sta per scattare sul nostro calendario. Aiutaci, Signore, perché solo col tuo aiuto noi potremo essere coloro che sono consapevoli di essere risuscitati con Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo e ti lodiamo anche per questa serata che ci hai concesso per rimanere insieme, per riflettere di queste cose, perché sono le tue parole quelle che contano, quelle che vengono dalla Scrittura, Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.